Al comunale di Lascari si affrontano il Lascari Cefalù e il San Fratello. Partita valida per la 20ª giornata del campionato di promozione. Girone B vuole continuare a correre, avvicinarsi alla zona playoff. La squadra di mister Claudio Grimaudo, e come stiamo per vedere dalle immagini girate dal nostro Pietro Piazza, la partita inizia subito a forti velocità per la formazione, in questo caso in maglia bianca, che attacca sulla sinistra, la palla messa in mezzo alla ricerca di Mocciaro che aggancia, cerca di calciare, viene steso in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, concede il penalty al Lascari Cefalù e allora opportunità per Danny Mocciaro, il quale spiazza il portiere del San Fratello. Fa 1-0, continua a segnare tra le mura amiche il bomber della formazione cefaludese. Prova poi a girare palla il Lascari Cefalù nella propria metà campo, c'è però un errore anche a causa di una scivolata maldestra. Allora conclusione dalla distanza, pallone fuori non di molto. San Fratello che si scuote, qui attacca sulla destra, c'è un contatto e un altro calcio di rigore. Minuto 7 sul cronometro, altro tiro dal dischetto, questa volta De Gregorio spiazza a fiducia e arriva la rete del San Fratello con il gol realizzato da De Gregorio. Si però fa vedere nuovamente il Lascari Cefalù con la palla che arriva in aria per Zangara, il quale fa esplodere il sinistro a tu per tu col portiere, non può sbagliare. Minuto 18, torna al gol anche Luca Zangara e soprattutto torna in vantaggio il Lascari Cefalù. Poi ancora la squadra di Grimaudo che attacca sulla sinistra con l'azione manovrata e il cross al centro per Mocciaro che prova a staccare di testa, colpo di testa debole, soprattutto fuori misura. Poi ancora l'attacco del San Fratello dopo tanta fase di attesa nella seconda parte del secondo tempo. La palla arriva nel cuore dell'area di rigore, conclusione che si perde di poco fuori l'ultimo acuto del primo tempo. C'è l'Ascari con questo tentativo, Mammana commette fallo su Zangara, il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Quindi secondo tempo che vediamo da questo momento con il San Fratello in inferiorità numerica. E allora ci prova subito il Lascari con questa palla messa in mezzo, la deviazione e la palla che finisce in calcio d'angolo dal tiro dalla bandierina che ne segue. C'è lo stacco di Volpini che colpisce il palo a portiere battuto, poi altro salvataggio da parte dell'estremo difensore del San Fratello. Riesce in qualche modo a reggere l'urto la squadra ospite che qui attacca sulla sinistra con il cross al centro, ancora per De Gregorio che anticipa tutti, batte fiducia spiazzato e gol del 2-2, doppietta per De Gregorio e San Fratello che in 10 riesce a pareggiare. Poi cerca addirittura di esporsi in attacco ed un suo calcio d'angolo, c'è Mocciaro che salta il portiere, va a calciare a botta sicura, c'è il salvataggio sulla linea, il risultato che rimane sul 2-2. Calcio d'angolo, minuto 79, colpo di testa e palla che si perde fuori ancora De Gregorio, pericoloso. Un minuto dopo dall'altra parte Zangara con il cross, Mocciaro, palleggio, secondo palleggio, tentativo di sforbiciata, parata del portiere senza grossi problemi. Minuto 84, azione da calcio d'angolo per il San Fratello, il cross sul secondo palo, il colpo di testa e il gol ancora di De Gregorio, tripletta del centravanti del San Fratello che a 6 minuti dalla fine con l'esultanza rabbiosa porta in vantaggio i suoi, che ricordo essere in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo. Allora prova la reazione rabbiosa il Lascari Cefalù con Giallò che qui spreca da pochi passi in rovesciata, ma non è finita. Minuto 87, il cross a sinistra, Giallò questa volta ci mette la testa e ce la mette bene perché firma il gol del 3-3. La riprende il Lascari a 3 dalla fine con la rete di Giallò. La partita arriva fino al minuto 101 con questo calcio di punizione messo in mezzo, colpo di testa e la palla che termina fuori per il direttore di gara. Basta così da sportisire tutto, alla prossima.